Fuochi d'artificio all'Arena di Monza nella gara tra Saugella Monza e Zanetti Bergamo, con le brianzole che si impongono 3-2 dopo un'altra altalena di emozioni. Alla fine MVP è Begic, ma tutte le monzesi potrebbero meritare una menzione, anche se la mancanza di costanza rimane un punto su cui lavorare. Bergamo invece gioca una partita gagliarda, pur perdendo in avvio la palleggiatrice Valentin. Sotto 2-1, le ragazze di Turino riaprono il match con una gran rimonta nel quarto set e strappano un punto in Brianza, impresa mai riuscita a nessuno quest'anno. Primo set a ritmi lenti che aiutano le orobiche, che guidate da Enright allungano in vista del traguardo e chiudono 21-25. Risposta di Saugella con Begic, subentrata Ortman e Meiners. Le locali si staccano subito 7-4 e non si voltano più indietro fino al 25-14. Simile l'andamento nella terza frazione, allungo iniziale sull'11-5, con Saugella che gira a meraviglia in attacco e Bergamo che fatica. Le ospiti accorciano 19-17. Poi Meiners propizia il nuovo allungo sul 24-18, prima del 25-21 che vale il 2-1. Stessa partenza nel quarto set, Monza avanti 12-8 con Capitan Ehrman e una ridiviva Vaneke, 12 punti dei suoi 24 nella frazione. Ma Bergamo reagisce e con Lanier e Loda, 16 e 15 punti alla fine, prima resta attaccata, poi pareggia a quota 23. Monza spreca 4 match point e al primo tentativo Enright trova l'ace del 27-29 che vale il 2 pari. Tiebreak tirato ed equilibrio rotto sul 10 pari dalla solita Federica Squarcini. Un ace e diverse battute incisive valgono lo scatto decisivo prima della chiusura 15-10 firmato Begic. Allora, sono molto contenta che abbiamo vinto, che abbiamo preso 2 punti perché era importante per noi, per motivazione, per a dare un pochino di questa grinta che abbiamo